Buon pomeriggio, eccoci pronti. Il nostro focus oggi ovviamente si occupa degli incendi perché appunto è un'emergenza regionale, quella che sta colpendo tutta la Sicilia. 50 i roghi da stamane, ma è un bollettino che si va aggiornando di ora in ora anche perché la situazione diventa sempre più difficile. 1500 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, ci sono stati veramente più di 187 soccorsi. Insomma, veramente si attenziona e soprattutto anche si accendono anche i riflettori su quelle che è le condizioni estreme in cui stiamo vivendo in questi giorni. Condizioni estreme sappiamo da un'emergenza a un'altra, l'emergenza aeroporto per l'incendio, il blackout energetico, la carenza d'acqua, insomma è tutta una situazione che come dire, a catena sta coinvolgendo veramente tanti settori anche economici e sociali, ma soprattutto di vita, soprattutto le persone quando vengono minacciate dalle fiamme che lambiscono, arrivano a lambire anche le abitazioni. Questo pomeriggio ne parleremo con Luigi Pasotti, buon pomeriggio, che è dirigente del SIAS di Catania, servizio informativo agro-meteorologico della Regione Sicilia. Grazie, perché lei ci deve guidare anche a capire cosa sta accadendo. Diciamo temperature estreme, dunque anche cerchiamo di fare un po' chiarezza e di scoprire anche cosa ci attende per i prossimi giorni, perché la situazione è davvero eccezionale. E poi in collegamento ho il collega Orazio Longo che ha seguito per i nostri telegiornali oggi tutta la situazione, è stato soprattutto nella Catanese, in provincia di Catania, e ha documentato tante situazioni davvero rischiose e difficili anche per lui stesso. Orazio, allora dici tu un po' la situazione qual è e soprattutto che cosa hai visto in queste ultime ore? Ciao Giusy, buon pomeriggio a tutti. Allora, noi siamo di ritorno in questo momento da Mangano, da Guardia Mangano, nei pressi di Acireale, siamo in macchina e se riesci adesso ti faccio vedere quello che stiamo vedendo noi. Ecco qui, non so se riesci a vedere. Perfetto, questa è la strada. Sì. Come vedi, nella strada principale, questa è la strada principale, guarda il fuoco che sta letteralmente bruciando a parte la vegetazione ma anche le case accanto alla vegetazione. Guarda qui, questa è una insomma, mi sembra Orazio che questa sia una costante di oggi. Sia una costante di oggi, mi sembra, Orazio. È molto pericolosa anche. Sì, assolutamente. Intanto questa è una situazione molto pericolosa anche dal punto di vista della viabilità, perché non si vede niente, è arrivata una nebbia improvvisa. E come dici tu è una costante di oggi. Adesso che siamo andati via, da dove abbiamo fatto la diretta poco fa per il nostro TG, il fuoco ha ricominciato con forza, con una grande forza, e ha di nuovo lambito altre abitazioni che fino a poco fa si pensava fossero rimaste incolumi, e invece così non è. Guarda qua, questa è tutta la zona che è andata completamente distrutta. Certo, sono ettari di. Certo, sì, infatti si vede che insomma tu sei tra l'altro con il collega Angelo Pandolfo. Si sente Orazio si sente a tratti. Aspetta, abbi un soltanto. Qua ci sono. Orazio si sente a tratti. Aspetta un secondo. Ecco, infatti. Documentaci ancora qualcosa per quanto riguarda la situazione nei centri di cui parlavamo prima. C'è stato anche per esempio ad Acicatena, no? Le terme di Santa Venera al Pozzo che sono andate distrutte, hai raccolto anche il grido d'allarme del sindaco. Torniamo indietro. Orazio, non ti sento più, perfezioniamo il collegamento, intanto andiamo avanti. Luigi Pasotti, dunque caldo ma anche vento, è stato un connubio che è veramente micidiale per la situazione in Sicilia. Sì, aggiungerei caldo, vento e umidità relativa bassissima. In queste ore siamo proprio sotto l'effetto di masse d'aria che arrivano direttamente dalle alte quote, quindi masse d'aria molto secca. In queste condizioni veramente non ci vuole nulla, basta una scintilla
scintilla per far partire un incendio, per farlo propagare molto velocemente. Per quanto riguarda le temperature, voi appunto avete la vostra centrale di rilevamento, no? Perché si parla sempre di temperature appunto che segnano veramente quasi anche diciamo un dato anomalo rispetto agli altri anni, assolutamente. Esattamente, la nostra rete di stazioni, la rete SIAS, che è costituita da 96 stazioni, ha registrato il record della temperatura massima dal 2002, da quando esiste la rete, per quasi metà delle stazioni. Però i record non sono tanto importanti, è importante anche la durata che sta avendo questa ondata di caldo, un'ondata di caldo che sta andando avanti ininterrottamente da oltre 10 giorni e che mai in passato aveva raggiunto questa intensità, questa continuità. Catania per 4 giorni consecutivi è stata sotto temperature vicine o superiori ai 45 gradi, come oggi, quando abbiamo registrato appena il record di tutta la serie di 45,9 gradi. Certo, una situazione insomma, che fa anche paura per certi versi, soprattutto quando ci sono gli incendi così diffusi. A questo proposito abbiamo sentito il Presidente della Regione Schifani, sentiamolo e poi commentiamo cosa ha detto. Una situazione sicuramente delicata, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato, ma per fortuna non registriamo vittime se non nella donna anziana di San Martino. Seguo momento per momento la vicenda, l'ho seguita tutta la notte, rientrerò verso l'ora di pranzo e mi occuperò anche della collocazione degli evacuati, perché questa notte sono state costrette molte famiglie ad andare via. C'è un coordinamento che funziona, naturalmente sono fatti imprevedibili ed imprevisti perché ormai l'ecosistema è cambiato. Come assistiamo alle bombe d'acqua d'inverno, adesso assistiamo a questi climi che sono veramente pericolosi per l'incolumità di uomini, donne e cose. Un fatto del genere credo che non abbia precedenti, non registro in passato un tipo di caldo così elevato, ma non lo dico io, lo dicono gli osservatori. È evidente che questa è una conferma del cambiamento dell'ecosistema, sia invernale che purtroppo anche estivo. Ci dovremo adeguare e organizzare. Per l'inverno già ci stiamo pensando col progetto che desidero mettere in campo sulla pulizia straordinaria di tutti i fiumi. Su questo aspetto estivo dovremo verificare quali contromisure adottare. E dunque un ecosistema che sta cambiando, si parla di cambiamenti climatici, in questo periodo ci sono anche i negazionisti che dicono che in realtà non è tutta opera dell'uomo ma è la natura che insomma prende questi ordini. Insomma lei ci dica invece di più rispetto a questo. Ma diciamo che forse in Italia hanno molto spazio queste voci diciamo che contrastano quelle che sono un po' evidenze scientifiche per il mondo della climatologia già da molti anni. Diciamo che si sta verificando quello che era stato previsto sostanzialmente. Noi notiamo comunque questo aumento delle temperature, questo trend che è decisamente netto e che non potrebbe non essere così in base a quello che è l'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. È chiaro che dobbiamo capire che non è detto che la crisi climatica esploda subito, però quindi dobbiamo attrezzarci in tempo. Quando poi, ecco, questo è un esempio classico proprio di esplosione della crisi climatica che si rivela in tutta la sua gravità, in tutte le sue conseguenze, quindi l'insegnamento per il futuro è che non dobbiamo aspettare ulteriori catastrofi per impegnarci per ridurre le emissioni, per seguire quelle indicazioni che sono state date per proteggere il clima, per limitare al massimo la crescita delle temperature globali. Il Presidente Schifani diceva per l'inverno si puliscono per esempio il letto dei fiumi, ma per l'estate invece come ci si può attrezzare? Cioè anche prevenzione e anche quello, perché insomma con questi cambiamenti dobbiamo farci i conti, no? Sicuramente. Noi siamo di fronte ad un rischio climatico che è fatto di due componenti fondamentali. Da un lato i fattori climatici che abbiamo visto stanno cambiando, l'altra è quella della vulnerabilità del territorio. Allora noi l'unica possibilità che abbiamo per ridurre il danno climatico è quello di agire su ridurre la vulnerabilità, ma questo ci comporta veramente delle modifiche anche del nostro modo di produrre, di produrre e consumare l'energia, di gestire il territorio, ad esempio nella difesa antincendio
incendio, appunto, che non possiamo lasciare così e che dobbiamo sicuramente potenziare. Quindi abbiamo un grosso lavoro di adattamento, ma non dimentichiamo di lavorare per ridurre l'innalzamento delle temperature globali, perché dice questo detto molto in voga in questo periodo: dobbiamo da un lato gestire l'inevitabile, cioè il clima sta cambiando, quindi dobbiamo gestire delle nuove situazioni che prima non avevamo e per le quali dobbiamo attrezzarci, ma dobbiamo anche evitare l'ingestibile, cioè dobbiamo evitare che il clima cambi così tanto da non riuscire più a fronteggiare tutte le emergenze come quelle che stiamo affrontando in questi giorni. Certo, emergenza insomma su emergenza, abbiamo visto anche ripercussioni di tutti i tipi in tutti gli ambiti, non ultima quella dell'aeroporto che sta mettendo anche in ginocchio tanto di quello, e però dovrebbe anche mettere in discussione quello che sono appunto anche il sistema dei trasporti e quindi anche tutto quanto ritorna in un discorso di rispetto dell'ecosistema, comunque di queste emissioni di CO2. Certo, c'è un grosso dibattito in corso in Italia sul piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che appunto dovrebbe servire per proiettare la nostra collettività verso il futuro, per affrontare queste sfide. Ecco, è chiaro che dobbiamo cercare di capire se questi piani siano adeguati, se prendano abbastanza sul serio i rapporti dell'IPCC, che chiedono invece un impegno molto più serio, molto più rapido per limitare le emissioni, perché c'è il rischio che a volte si consideri il cambiamento climatico come qualcosa che ancora deve venire, che è molto lontano. Io spero che eventi come questi, anche se avrei preferito che non ci fossero, diano un po' la sveglia e facciano capire che non c'è più tempo da perdere. Ok, e tempo da perdere sicuramente non ce n'è. Non so se abbiamo in collegamento ancora Orazio. Orazio, non so se hai sentito un po', però insomma tu dai la cronaca di quello che poi accade poi nella quotidianità, quello che sta accadendo in Sicilia in queste ore. Hai visto tante situazioni critiche. Quella che ti ha colpito di più, soprattutto questa mattina, qual è stata? Ma questa mattina entrambe le situazioni, sia questa di Acireale sia quella di Catena, sono due situazioni veramente impressionanti a livello anche proprio visivo. Ad Aci Catena, mentre stavamo registrando il servizio, mentre stavamo andando a fare l'intervista con il sindaco di Aci Catena, le fiamme nel giro di un minuto sono divampate e sono arrivate a pochi metri da noi, siamo stati costretti a fuggire. Adesso qui, mentre andiamo via, le fiamme nel giro di pochissimi secondi sono arrivati nella strada, in una strada principale, una strada con il bastolato lavico, una strada dove normalmente passeggi. Ecco, questa è una situazione veramente difficile. A Cireale che abbiamo sentito, non so se l'avete già mandato in onda, no. insomma diceva, lanciamo un appello. Ecco, Orazio, a questo proposito ti fermo un momento, mandiamo appunto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che tu l'hai sentito a pochi minuti, proprio pochi minuti dopo aver ricevuto l'SOS da parte del sindaco di Aci Catena. Sentiamo. Sindaco, situazione particolare, Aci Catena vi ha chiamati? Sì, Aci Catena ha chiamato rinforzi e noi stiamo rispondendo come è giusto che sia, nonostante contemporaneamente ci sono altri roghi anche nel nostro territorio, però considerato che abbiamo più di un modulo stiamo cercando di dare una mano anche al comune viciniore. Con grande difficoltà, perché come vedete è difficile domare questo incendio, abbiamo chiamato tutti ma di fatto ad oggi ad ora non è arrivato nessun elicottero, perché ormai non è più circoscritto, cioè sta devastando veramente un terreno anche coltivato. Speriamo che non ci sia gente, anzi penso proprio di no, però ripeto, oggi si sapeva, la giornata è questa, staremo tutto il giorno fuori a cercare di tamponare a destra e a sinistra, e devo dire che alla luce di quello che è successo in questi giorni, anche per il futuro, per il prossimo anno, mi riferisco sia all'energia elettrica sia ai fuochi, bisogna organizzarsi bene, perché il territorio si sta devastando e la gente è molto ma molto stanca, quindi a chi di dovere dico, appena superiamo questo periodo, veramente cerchiamo di sistemare le infrastrutture elettriche, cerchiamo di prevenire e soprattutto di avere i mezzi necessari per fronteggiare questa emergenza.
Orazio, lo diceva il sindaco, fronteggiare questa emergenza, la protezione civile parla di situazione difficilissima ed è proprio così. Sì, è una situazione molto difficile, sono pochi come può capire e i fronti sono molti e anche molto estesi. Alla nostra destra, tutta la parte che va da Cireale a Giarre, c'è una lunghissima striscia di fuoco, di fumo. La stessa cosa alla nostra sinistra col fuoco che va fino al mare. E altri incendi ci sono a San Pietro Clarenza e in altre parti solo di Catania, per non parlare del resto della Sicilia. Voglio dire, è evidente che qualcosa non sta funzionando, perché non è possibile ogni estate intanto avere degli incendi sempre più grossi e sempre più estesi. Sicuramente. Sembra un appuntamento veramente, a dire la verità. Sicuramente. Ti ringrazio per la tua collaborazione, anche perché so che insomma, oggi è stata una giornata abbastanza impegnativa e quindi grazie a te, anche Angelo Pandolfo, che ci state raccontando appunto quello che sta accadendo in queste ore. Grazie, buon lavoro. Ti liberiamo, un po' rilassati e cerca di prendere un po' di fresco dopo il caldo che è accumulato in questi ultimi momenti. Grazie ancora. Grazie. Noi ci fermiamo, una brevissima pausa, torniamo subito dopo in studio. Eccoci in studio, stiamo discutendo oggi ovviamente di questi incendi che stanno investendo un po' tutta la nostra regione, soprattutto parliamo di cambiamenti climatici, temperature record, ma non soltanto, anche situazioni da fronteggiare. Ecco, a proposito di questo, noi spesso ci dimentichiamo facilmente, no, quando accadono gli eventi estremi come quelli di questi giorni, delle condizioni del nostro territorio. Si parla di appunto fragilità del territorio spesso, però in realtà bisognerebbe invece avere uno sguardo nuovo alla luce del fatto che insomma, questi eventi si stanno ripetendo sempre con più frequenza. Sentivamo anche il presidente Schifani che faceva riferimento appunto agli eventi, alle bombe d'acqua per esempio invernali. Sì, esatto, noi abbiamo due compiti in realtà, dobbiamo recuperare il tempo perduto in tanti campi per rendere il territorio meno vulnerabile per quello che comunque era il clima normale della Sicilia, no? Perché abbiamo una necessità anche di ripensare in cui il modo le acque defluiscono, diciamo questo è un problema che avremmo avuto comunque. Oggi alla luce di quello che anche la Sicilia stesso ha vissuto negli ultimi 20 anni, pensiamo alla tragedia di Giampilieri, di Casteldaccia, ma molto più recentemente quello che è accaduto nelle Marche e soprattutto quello che abbiamo avuto in Emilia-Romagna, ci rendiamo conto che non è neanche sufficiente far funzionare meglio la gestione delle acque e riportarla all'ordinarietà, ma abbiamo bisogno probabilmente di ripensare, di prepararci anche ai eventi più estremi a quelli a cui siamo stati abituati finora. Quindi è un doppio lavoro molto gravoso perché richiede anche di ripensare a volte degli assetti urbanistici, ad esempio, che hanno occupato delle aree che dove una volta i fiumi erano liberi di espandersi e che oggi rischiano di ricevere grossi danni da delle alluvioni che anche negli ultimi anni, insomma ricordiamo quella recentissima della Piana di Catania del 2021, quella della provincia di Siracusa, ecco ultimamente abbiamo avuto anche noi eventi molto gravi, quindi un'attenzione alla gestione del territorio che veramente deve diventare una priorità nelle scelte e nella pianificazione. Si diceva in questo dibattito tra chi vuol dare più diciamo, il risalto alla compatibilità economica, chi vuol dare più risalto alla compatibilità ambientale. Ecco, oggi dobbiamo renderci conto che i costi
del mancato adattamento, della mancata mitigazione, rischiano di diventare più pesanti del guadagno che oggi noi abbiamo, continuando a seguire il modello della crescita illimitata. Certo, ma le chiedo, lei ovviamente fa parte anche di una struttura regionale. Quanto anche a livello regionale, no? E quindi parliamo di un intervento anche politico, voi ovviamente siete tecnici per un altro, però voglio dire siete il braccio esecutivo poi di quelle che sono le decisioni politiche a livello regionale, e quanto per esempio si sente parlare ultimamente di questi benedetti fondi del PNRR, quanto potrebbe essere importante, no? Programmare anche in questo senso, e quanto invece non si fa o comunque ancora non vediamo alcun risultato. Ecco, quindi c'è anche una Certo. difficoltà poi, no? Diciamo sicuramente c'è una grossa opportunità fornita da questi fondi, ma un po' da tutti i fondi strutturali europei, ed ecco, e qui dico una cosa, diciamo, che è abbastanza risaputa, una delle difficoltà maggiori in questo momento, ma non solo degli amministratori dell'amministrazione regionale, un po' di tutto il settore pubblico, è quello del mancato turnover del personale, della mancanza di energie fresche. Abbiamo, con questo blocco delle assunzioni, con questa possibilità molto limitata di sostituire il turnover di chi va in pensione, c'è una difficoltà di mettere in atto progetti che sfruttino bene queste risorse. Ecco, questo sappiamo che è un tema, una sfida bipartisan, ecco, Appunto, non è perché un problema solo di questa amministrazione regionale, ma è un tema che riguarda tutte le amministrazioni sappiamo pubbliche. che la Sicilia spesso non riesce proprio a prendere questi fondi perché non ci sono progetti, materialmente non si richiedono, perché molte volte manca questo, e questo è un gap da superare. Sì, credo che sia stato fatto un grosso sforzo in termini di progettualità comunque per sfruttare al meglio questi fondi, ma è chiaro che nel suo complesso, questo l'hanno detto anche gli ultimi presidenti di regione, c'è una necessità di pensare a come ringiovanire l'amministrazione regionale, come renderla più efficiente, più capace di sfruttare queste possibilità. Rispetto, insomma, ce lo auguriamo anche noi, anche perché questo garantirebbe molto. E invece per quanto riguarda, non le chiedo previsioni, ma invece una tendenza, perché cosa ci dobbiamo aspettare? Questa calura, quest'afa, insomma, io la semplifico, però in realtà è quello che poi avvertiamo noi, no? Come persone, come cittadini. Sì, siamo alla vigilia di un cedimento di questa alta pressione, che sarà un cedimento che sarà velocissimo, cioè nel giro di 24 ore avremo sulla costa tirrenica un calo di temperature anche di oltre 12 gradi. Quindi proprio sì, calo qui sulla parte centro-meridionale il calo sarà un po' più lento e graduale, ma osservavo i dati proprio l'estrema stazione che abbiamo a Erice, già sta sentendo i segnali del maestrale che sta arrivando, già lì, quindi a partire dal pomeriggio, quindi piano piano prima dal trapanese, poi il palermitano, poi piano piano in serata dal messinese, ecco, poi durante la notte già avremo una notte sicuramente meno calda della notte scorsa, che è stata una notte molto difficile, e nel giro di 24 ore avremo un calo termico veramente molto generalizzato, addirittura per una giornata andremo al di sotto delle temperature medie stagionali. Sarà una fase fresca a breve che non durerà più di 2 giorni, perché poi riprenderà un po' forza l'anticiclone mediterraneo, però va detto che non avrà sicuramente l'intensità che abbiamo visto in questi giorni. Anche perché ci accingiamo ad arrivare ad agosto, che solitamente è stata sempre una stagione abbastanza calda. E le chiedo, questo però spaccatura della nostra situazione italiana, cioè il nord appunto grandinate, alluvioni o trombe d'aria, insomma situazioni totalmente differenti. Potrebbe esserci un capovolgimento? Potrebbe accadere che... Diciamo che attualmente il flusso fresco che è in arrivo di maestrale, un flusso che proviene dall'Atlantico, è un flusso relativamente stabile, quindi per fortuna non avremo, almeno in questi giorni, non avremo fenomeni temporaleschi, non avremo piogge, potremo avere
ma diciamo attualmente è anche presto per prevedere eventuali annuvolamenti sui rilievi montuosi, ecco, che difficilmente però daranno origine a piogge. Per fortuna, diciamo, in questo momento siamo rimasti un po' al riparo da questo scontro violento tra masse d'aria veramente di temperature molto così estreme all'opposto, che hanno dato luogo a questi fenomeni così violenti al nord. È chiaro però che si tratta di un quadro meteo in evoluzione, la possibilità di queste configurazioni delle figure di alta e bassa pressione ci rendono comunque sempre a rischio, anche se è un rischio che dobbiamo prevedere più per il periodo autunnale. Benissimo, grazie per tutte le notizie che ci ha dato, soprattutto perché ci ha dato una buona notizia, perché da quello che abbiamo capito dovrebbe un po' rinfrescare, insomma, diciamo in questi termini. E grazie a voi che ci avete seguito e buon pomeriggio.